Dagli 80 ai 100 euro mensili potrebbero essere rimborsati per gli affitti pagati nell'anno 2011, ma solo se il proprio reddito ISEE è inferiore ai 14.000 euro. Il bando comunale è appena uscito e c'è ancora tempo per la presentazione delle richieste al Comune di Padova. Le domande infatti per il contributo del Fondo di locazione 2011 possono essere presentate entro il 15 novembre. Le famiglie che fanno la domanda sono circa 2000. Di queste nell'ultimo bando circa 1600 hanno potuto godere del mutuo, del contributo, le altre purtroppo no. Ma il Comune quest'anno ha meno denaro a disposizione da assegnare alle famiglie richiedenti. Dal 2003 ad oggi, infatti, le domande rifiutate sono aumentate in modo esponenziale. Mi sento particolarmente compiaciuto del fatto che l'amministrazione comunale abbia potuto mantenere il contributo, che è un contributo di circa €500.000, quindi un contributo cospicuo per un comune, per questa iniziativa che considero un'iniziativa particolarmente importante, perché permette ai cittadini di rimanere nelle case dove alloggiano, permette anche al comune di avere minor pressione per quanto è la richiesta delle case popolari, quindi è una cosa particolarmente importante. Spiace constatare che il contributo che arriva dalla regione, però arriva anche dallo Stato, diciamo, sia stato veramente decurtato in maniera notevole, dai 15 milioni del 2000, relativo agli affitti 2010 ai 4-5 milioni relativi agli affitti del 2011.